Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima partenza con la velocità di Adelasia che cerca di scavalcare quelli all'interno, ma lo steccato è Re Solemato Numero che 6 filtra, Viking mentre ha 3B sbagliato Candido squalificato. Jet. Numero Prova a 7 insistere in mezzo alla Capuzzi pista invece squalificato. Vaumar che con il numero 10 prova a puntare in avanti. Intanto Re Solemato ha preso la testa e passa i primi 200 metri in 15. Numero Va a chiedere 13 strada a Candido Cupido GSO, Jet squalificato. che sembra ottenere il via Numero libera. 5 Passa nei Adelasia confronti squalificato. di Re Solemato che concede strade. I 400 se ne vanno in 29,5. A largo rimane Vaumar, terzo allo steccato è Simon Barboy, mentre quarto alla corda è Vaniglia Ido, mentre c'è la rottura anche di Dakota Numero Winner. 12 Dakota Winner squalificato. 44,4. Davanti alle tribune, in vantaggio Cupido GSO nei confronti di Re Solemato. Alla corda c'è Vaumar, di fuori scoperto Spritzolz che si porta in scia Zalea Jet, poi Camilla Bass che precede Bellium Debuti, 58,8 per i primi 800 metri di corsa. Si va verso il chilometro che Cupido GSO passa in 1.13,8 all'avanguardia. Re Solemato sempre nella sua scia, passa in terza posizione Spritzolz, c'è lo scatto in mezzo alla pista da parte di Azalea Jet che si porta in scia Camilla Bass, insiste Azalea Jet che arriva forte in mezzo alla pista, cerca di andare su Cupido che è richiesto a 400 alla conclusione, 1.29 3/4 di miglio, passa Azalea Jet nei confronti di Cupido GSO, quindi Re Solemato, poi Spritzolz e Camilla Bass, sbaglia Cupido GSO che lascia in seconda posizione Cupido Spritzolz, GSO Azalea Jet squalificato. all'ingresso della retta d'arrivo è in nettissima evidenza Azalea Jet che viene a vincere nettissima nei confronti della lotta per il secondo posto, con Camilla Bass che fa suo il secondo avanti a Re Solemato, Spritzolz e Vaumar. 1.15,1 per la testa, vale meno per Azalea Jet, Natale Cintura che allena e guida per la scuderia Oltremare. La vittoria da 7 anni da Principe Navarra Lavec, che aveva provato in un paio di occasioni in maniera anche un po' sfortunata lo schema, una rottura, un secondo posto arrivando fortissimo. Oggi il primo piano, la vittoria del 15 Azalea Jet, Natale Cintura in chiusura dall'Arcoveggio.